Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF. Eccolo qui in campo il fiore che si mangia, il fiore d'inverno, ovvero il radicchio rosso di Treviso IGP. Beh, di tutto questo vi vogliamo parlare nella puntata odierna di Cronache Trevigiane. Tra poco, con anche tanti altri temi, andremo anche da un fruttivendolo, primo alleato del consumatore. Ma intanto cominciamo dalla nostra rubrica Vinovità. Andiamo a vedere cosa ci propone. A tra poco. Il vino che presentiamo oggi è la marca Manzoni Bianco. L'incrocio Manzoni nasce da un incrocio del professor Manzoni, del nostro professor Manzoni, tra Riesling e Pinot Bianco. È un vino che certamente si presenta dai riflessi giallo paglierino, luminoso, certamente elegante già all'impatto visivo. È un vino anche abbastanza consistente, con delle informazioni certamente positive all'impatto visivo. Al naso. Tipiche queste note legate al mondo della frutta, quindi siamo legati al mondo di quello che può essere un'espressività di una mela, ma sempre sono legate anche al mondo del vegetale. Queste note di tiglio, lontano, alcuni fiori, come il glicine. Belle queste eleganze olfattive. Proviamolo in bocca. In bocca è certamente secco, caldo, si fa sentire, è presente, ma si ripropongono elegantemente questi profumi legati al mondo della frutta. Certo, la sua sapidità si fa sentire, siamo in una zona ricca di ciottoli, quindi ricca di sapidità, ricca di mineralità. È certamente un vino delicato ma elegante. Possiamo abbinarlo quindi a torte salate alla temperatura tra gli 8 e i 12 gradi centigradi. Evviva! Dalle ridenti colline di Valdobbiadene, da Santo Stefano di Valdobbiadene, il Fagher, Valdobbiadene Superiore Brut dell'azienda agricola Le Colture. Meraviglioso questo tono che ci può dare questo vino dal punto di vista del colore, un giallo paglierino abbastanza intenso, con l'idea del brillante, con l'idea anche di queste bollicine che salgono fini, numerose e con una persistenza qualificante. Un naso importante per il fatto stesso che ci dà questa sensazione di vegetalità, ma nello stesso tempo ci porta a questa frutta che è caratteristica, chiamiamole pure mele, pere o pesche, ma dello stesso tipo, ci può portare anche al vegetale e, voglio dire, più che altro ci fa notare quella sosta sui lieviti, quindi quella sua lunga sosta che può avere avuto. Gusto secco, gusto fresco, sensazioni minerali piacevoli, un viaggio in quella che è la mineralità che ci porta ai tenori amarognoli che portano poi alla tipicità del vino. Bella la sua persistenza, non comune da questo punto di vista, nello stesso tempo richiama l'armonia finale. Io direi che potrei concludere con gli abbinamenti per poterlo inserire in piatti sempre di pesce, ma nello stesso tempo anche piatti di verdure. Abbinamento e temperatura di servizio dai 7 ai 9 gradi. Ed eccoci allora, come promesso, in questo campo di radicchio. Siamo a Villorba, all'interno dell'areale del radicchio rosso di Treviso IGP, con Paolo Manzan, che è il presidente del consorzio di tutela e valorizzazione di questo splendido prodotto definito anche fiore d'inverno. Allora, presidente, IGP intanto cosa significa? Letteralmente IGP è indicazione geografica protetta, è uno strumento che viene messo a disposizione dalla Comunità Europea per tutelare e poi anche valorizzare delle produzioni tipiche
nostre italiane. Le immagini ci stanno mostrando appunto le varie fasi di lavorazione. Prima di tutto appunto la semina fatta nel mese di luglio, poi le varie irrigazioni, insomma non servono tantissimi trattamenti perché il radicchio di Treviso è un prodotto forte e quindi possiamo definirlo naturale, insomma, no? Poi arriviamo alle prime brinate di novembre, vediamo appunto che il radicchio di Treviso appassisce, diventa un brutto natrocolo questo radicchio. È il momento di raccoglierlo. Si raccoglie questo grosso, grande cespo con delle foglie cadenti, esatto. Ma a noi ci interessa il cuore di tutto questo. Cuore uguale anima. La stessa anima che noi agricoltori qui a Treviso ci mettiamo per produrlo. Allora appunto lo raccogliamo, viene poi mondato da queste bruttissime foglie, resta solamente un cuoricino piccolino che non è quello che noi andremo a mangiare. Legato poi in mazzi, viene disposto con il piede nell'acqua, acqua di risorgiva del Sile, acqua che sgorga, acqua purissima che voglio dire la stessa acqua viene anche messa in bottiglia e poi chiamata minerale, per questo parliamo di un'acqua particolare del territorio. Ecco, questo e qua in 20 giorni risorge questo magnifico fiore perché, ma voglio dire, viene un po' imbrogliato. Adesso sta dormendo, sente l'acqua a 14-15 gradi, quindi un'acqua tiepida, e risorge. E cambia anche il colore, no? Crede sia la primavera, per questo dico viene imbrogliato, no? Cambia colore, crescono queste foglioline bianche, croccanti, dolcissime, con delle striature violacee e la punta rossa. Quindi, ma noi qua lo conosciamo benissimo perché è il nostro radicchio. Fatto questo, e per questo ci vogliono dai 15 ai 20 giorni a seconda delle temperature esterne, andiamo a ripulirlo. Quindi un altro giro di lavorazioni, viene pulito. La famosa toilettatura. La toilettatura. Viene pulito, vengono ripulite le radici, e poi un ulteriore lavaggio nella nostra purissima acqua e l'immissione nelle cassette per la vendita. Allora io la fermo qui, Presidente, perché dobbiamo andare a guardarci insieme un servizio di cronache trevigiane del tutto particolare. Tra poco saremo qui di nuovo per continuare a parlare questa volta più precisamente ai consumatori che non vogliono essere tratti in inganno. Rimanete con noi. Latte e uova alla diossina, il ministro Galan interviene sull'etichettatura trasparente. Aperto il bando attuativo del piano d'adozione per l'agricoltura biologica. Il 17 gennaio il pesto genovese protagonista della giornata mondiale delle cucine italiane. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Latte e uova alla diossina, il tutto proveniente dalla Germania, da dove già provenivano le mozzarelle blu. Interviene così il ministro Galan sul recente allarme lanciato dalla Germania su alcuni prodotti agroalimentari. Da noi a vigilare c'è il competente ministero e grazie ad una responsabile cooperazione tra Ministero delle Politiche Agricole e le forze di governo e di opposizione, dallo scorso 12 gennaio è diventata obbligatoria l'etichettatura trasparente. Disporremo quindi finalmente di uno strumento che ci difenderà da chi vuole imbrogliarci, perché di questo o di quel prodotto conosceremo tutto. In questo caso sarebbe sempre meglio poter bere latte italiano, latte prodotto cioè da coloro che sono allevatori e produttori onesti. Allevatori e produttori di latte che nel corso del tempo, e anche oggi, hanno rispettato e rispettano le regole sulle quote latte volute dall'Europa. È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole il decreto con il quale si dà il via al nuovo bando attuativo del Piano d'Azione Nazionale per l'Agricoltura Biologica 2008-2009. Dedicato al finanziamento di iniziative riguardanti l'interprofessione e le organizzazioni dei produttori. Lo stanziamento complessivo disponibile è pari a 903.000 euro, con possibilità di sostegno fino all'80% del costo totale dei progetti. Per vedere il bando www.politicheagricole.it. Sarà il pesto genovese il protagonista della prossima edizione della Giornata Internazionale delle Cucine Italiane, che si celebrerà in tutto il mondo il 17 gennaio 2011. Come nelle passate edizioni, migliaia di cuochi, ristoratori e food lover in tutto il mondo prepareranno tutti insieme pasta con il pesto genovese secondo la ricetta autentica. Sarà un'ideale gigantesca ola che correrà lungo i fusi orari di tutti i continenti.
Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione coinvolgerà oltre 1200 cuochi che lavoreranno in 70 paesi del mondo. Si tratta di una mobilitazione per dire no ai taroccamenti della cucina italiana e dei prodotti alimentari made in Italy. Lo scorso anno la Ola, a cui parteciparono circa 1000 cuochi in 60 paesi, fu fatta con la tagliatella al ragù bolognese, che al pari del pesto genovese è uno dei piatti più contraffatti nel mondo.